Eccovi qua, siete arrivati al fatidico primo appuntamento. Io credo che non ci sia uno specifico tipo di make-up che voi dovete indossare, per forza, anche perché l'appuntamento può essere tra due persone che si truccano, tra due persone che non si truccano, una si trucca, l'altra no. A prescindere da questo, io penso che dovete essere voi stessi, quindi indossate quello che siete voi nella vita di tutti i giorni, perché credo, almeno io personalmente, che è molto bello che l'altra persona vi veda per quello che siete, soprattutto al primo appuntamento. Lo so che tendiamo tutti ad avere una versione più bella di noi, va benissimo, però secondo me è importante anche non esagerare in modo da mostrare quello che in realtà siamo. Detto ciò, fatto questo piccolissimo preambolo, adesso vi andrò a mostrare un make-up che ho eseguito su Glenda, perché come potete vedere al momento non sono in grado di filmare al 100%, diciamo, non mi sento proprio al mio top, diciamo così, perché ho questo gonfiore che non so da cosa è provocato, insomma appena andrà via riuscirò a filmare. Quindi farò questo make-up su Glenda molto incentrato sugli occhi, secondo me sono la cosa più importante, perché comunque mentre si parla con l'altra persona ci si guarda negli occhi, sono i primi momenti, ci si conosce, si cerca di avere una conversazione che sia dolce, allo stesso tempo magari anche sexy, perché no? E quindi per me gli occhi sono la parte più importante, anche più della bocca, perché secondo me parlano più delle parole. Quindi per quanto mi riguarda, appunto, il make-up al primo appuntamento è tutto incentrato sugli occhi. Spero che questo make-up vi piaccia. Se già avete visto qualcosa nella foto di anteprima, vi suggerisco di seguire il tutorial. Voglio dare una base un po' luminosa, a parte la crema idratante, quindi vado con questo Pro Foundation Mixer di NYX, e semplicemente appunto per dare un po' di luminosità. Un po' sul mento, come se fosse un altro strato di crema idratante, però con qualche perlescenza. Ok, a questo punto mi assicuro di avere un fondotinta che sia quanto più possibile, sicuramente idratante, ma quanto più possibile matte. Vado a prendere questo fondo qui di Maybelline, il Fit Me Matte Poreless, e vado a fare un mix di questi due. Poi vi scriverò tutti i numeri nell'info box. Ok, parto a piccole dosi perché voglio vedere quanto è coprente. Quindi parto dal centro del viso, così andiamo a coprire le parti che hanno bisogno di essere coperte di più, che in genere è proprio questa zona qua del viso. E poi picchietto un pochino, appunto, dove c'è più bisogno di coprire. This feels like a spa treatment. Yeah? Yeah. Nice! So spoiled. Feel like the softness of the brush Yeah. on your face? Yeah. So like I can definitely fall asleep now. Adesso vado a correggere un po' la parte, a illuminare più che altro la parte del contorno occhi, e prendo il Dorian Concealer di Mulac. Vado a settare immediatamente la zona intorno agli occhi, così il prodotto non va a trasferirsi più nelle pieghe. E poi con un pennello sempre questo qua piccolo vado a settare anche le zone intorno al naso, intorno alla bocca. Con quello che rimane sul pennello, close the eyes,
vado anche sugli occhi. Oggi andiamo con un classico che purtroppo per noi è andato fuori produzione, ma che tantissimi di voi avranno a casa perché è stato un prodotto molto popolare. Sto parlando della Naked numero 1 di Urban Decay. Io parto con questo colore qui che si chiama appunto Naked sugli occhi e poi vado a fare un po' con questo qua più scuro back la piega dell'occhio. Quindi con questo colore più scuro vado all'angolo esterno qui e un po' nella piega, in questo modo. E poi lo vado a sfumare. Quindi prendo un altro pennello un pochino più grande. Vado con una matita nera, questa qui è di MAC, è precisamente la Prolongwear Eyeliner. Vado all'attaccatura delle ciglia, proprio stretta stretta stretta, e traccio una linea. Io la vado a sfumare subito. Ora prendo un eyeliner qualsiasi, io sto prendendo questo in gel di Sigma perché mi ci trovo veramente molto bene, perché vado di nuovo vicino alle ciglia, voglio proprio definirle tantissimo in modo che siano la parte più importante dello sguardo. E vado a tirare anche verso l'esterno per fare un po' una punta, quindi un eyeliner piccolissimo, niente di esagerato, solo per dare un po' di intensità, per fare diciamo un cat eye molto Open. Beautiful, beautiful. It's like a Neapolitan way to say beautiful. Come si dice cat eye in Neapolitan? Occhie gatta. Ayat. Ayat, occhie yacht. Yacht proprio. Ayat, sì. Ayat. Ayat però è la gatta. La gatta. Quindi occhi di Occhi- gatta, occhi yacht. Ayat. Okay. This is the Wokayat. Wokayat look. Yes. Vado a sfumare un po' la parte più esterna del nostro eyeliner. Ok, vado a ridefinire le sopracciglia e poi intensifico giusto un po' di più la piega. Sto andando a ridefinire soltanto la parte esterna delle sopracciglia. Non voglio un tratto super netto, voglio soltanto seguire la forma naturale di Glenda e dare un minimo di colore. Poi vado a spazzolare, questo porterà via un po' di prodotto e distribuisce anche. Cambia un sacco, bellissimo. Sì, Yeah. Bellissimo. How do you say bellissimo in Napolitan? bella guaglione, bella. Bella comunque, bella assai. Bellissimo, non c'è modo. Non c'è un No. modo. No, it's universal then. Bellissimo is. Yeah, it's universal, I think. Per finire le nostre sopracciglia vado a passare un gel trasparente per fissarle. Questo qua è di MAC. Poi sempre da questa palette prendo un colore luminoso più o meno neutro, diciamo così, tipo questo qua. Lo vado ad applicare un po' sulla parte della palpebra mobile, qui, giusto per dare un po' di
di luminosità in tono con il colore che abbiamo messo nella piega. E vado a passare questo grigio scuro qua, che si avvicina un po' al nero, però non è totalmente nero, giusto per completare un po' l'occhio, altrimenti sembrerà insomma un po' incompleto. Look up for me. Vado vicinissima alla linea delle ciglia, proprio mi serve per dare intensità solo in questa zona. E se sbavate o sbagliate potete sempre pulire con un cotton fioc, come in questo caso farò io per seguire una linea non troppo netta. Give me one second. Bene, adesso vado a curvare le ciglia e ad applicare il mascara. Questa è una delle parti più importanti, quindi vogliamo aprire lo sguardo, vogliamo sembrare appunto belle fresche. Poi vado col mascara. Io sto usando Troublemaker Yes, di it goes. Urban Decay, che vuol dire quella là che fa i guai. They should get one called Naughty. Yes. Yes. Who knows? Troublemaker. Who knows, maybe in 10 years I'm gonna do it. Naughty. Yeah, definitely. Naughty. Yeah, naughty. The truth. Dimmi quello là che mi hai consigliato tu, Antonia. Di che cosa? Per togliere le occhiaie. Oh, allora il cancella età di Maybelline. Age Rewind Ma che colore però? Light. What brand are they? Maybelline. Oh. Amazing. Yeah. One of the best. Yeah. Like, one of the best ever. Yeah. Ok, adesso cosa vado a fare? Siccome quando curviamo le ciglia e mettiamo l'eyeliner si scopre molto questa parte interna della palpebra in alto, vado a mettere proprio lì la stessa matita nera Pro Longwear, questa qui di MAC, quindi a lunga tenuta. Look down for me, darling. E adesso mettiamo su le ciglia finte. Se non ve la sentite di mettere le ciglia finte va benissimo, non siete obbligate ovviamente, così vi sentite anche un pochino più libere. Io però le vado a mettere perché questo dà una certa completezza all'occhio. Let me check the direction. Ah, yes. I would say yes on a first date. Like she looks beautiful. Ok, allora gli occhi praticamente li abbiamo finiti. Come potete vedere il focus è decisamente sugli occhi e soprattutto sulla linea delle ciglia. Non vado a scolpire, cioè a fare il contouring o il chiaroscuro, come lo volete chiamare, perché a me sembrerebbe troppo, cioè mi piace di più lasciare il viso fresco così. Quindi vado a fare giusto un po' di contorno, giusto per dare del colore. Sto usando il Nude Kate, che è il rossetto di Charlotte Tilbury, e lo applico sulle labbra. Questo è il rossetto perfetto se non volete qualcosa di troppo lucido o qualcosa di troppo matte. Io sinceramente qualcosa di matte al primo appuntamento non lo metterei, perché i rossetti, quelli a lunga tenuta liquidi, tendono a seccare molto le labbra e secondo me, siccome si conversa parecchio al primo appuntamento, è brutto vedere poi un labbro distrutto da un rossetto. Is that true? Yes, Yeah. it's true. Yeah, It's especially nice to have like soft lips. yeah, yes. soft and In moisturized case there lips. is a kiss. Yes, why not? Yeah.
Se non vi sentite comode nell'indossare il rossetto, per esempio, un'alternativa è semplicemente mettere del burro cacao. Secondo me con degli occhi così funziona più che bene. Vado a mettere un po' di luce. Da poco Mesauda ha fatto questi glow stick, questo è il colore gold ed è uno stick un po' in crema, quindi lo vado a prelevare un po' con le dita e lo metto qui sullo zigomo. Vedete che questo dà un tocco di luce senza andare a fare chissà quale riflesso. A questo punto io finirei il tutto con una spruzzata di spray per far durare il make-up molto più a lungo. Insomma, questa cosa è importante, secondo me. Queste eyes here. E questo qua di Mesauda io lo adoro perché è super fine ed ha un odore pazzesco, quindi mi piace veramente un sacco. Ok, questo è tutto. Great. I'm ready. Niente, il make up è finito, adesso vi saluto anche io in camera perché non vi vedo. Ciao. Questo più o meno come vedo il make up per un primo appuntamento che ho fatto su Glenda, quindi occhi molto belli intensi, tutto il resto super naturale. Spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Saluta pure se vuoi. Mwah. Oddio che diva. Mua. Ciao. Bye, ciao. Ciao. Questo è il make up finito di cosa? Ma stai tagliata la testa. Cioè, è proprio brutto. No. Ecco, ora sì, vai.